Presidente Tomat, le richieste degli industriali ai nostri politici, ai commissari? Noi abbiamo posto un problema che credo sia molto serio, nel senso che dopo un gap infrastrutturale che adesso grazie al passante di Mestre e anche un'altra serie di iniziative, l'avvio della Pedemontana ci auguriamo tra poco, il completamento della 27, stanno dando delle risposte alle esigenze del nostro territorio, alle esigenze che abbiamo sentito molto pesantemente negli scorsi anni. Ci troviamo, sebbene in una fase che in questo momento magari lo evidenzia meno per il calo dell'economia, di fronte ad una prospettiva di crescita e di espansione ad est dell'Europa, ma soprattutto con la necessità di creare finalmente anche un collegamento est-ovest e porre quest'area che è l'area veneziana ma anche l'area del Friuli Venezia Giulia al centro dello sviluppo della nuova Europa, con una prospettiva di incorrere di nuovo in un ritardo infrastrutturale che si pone a questo punto come un problema grave. Quindi gli industriali comunque sono soddisfatti del fatto che abbiamo dei commissari e che velocemente riusciremo a fare queste grandi opere? Io intanto devo dire grazie al governatore Tondo che si è assunto in prima persona questa iniziativa, nel senso di mettere a disposizione la sua persona, oltre che come governatore del Friuli Venezia Giulia, anche come commissario per la terza corsia. È una dimostrazione della sensibilità e del desiderio e dell'importanza e dell'urgenza che hanno queste opere. Certamente ci fa piacere ragionare per quanto riguarda il trasporto su gomma. Noi stiamo spingendo perché oggi l'intermodalità e soprattutto il trasporto ferroviario diventano un elemento centrale.